Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Antilono, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Fratelli d'Italia, dichiara Paolo Antinoro, sta lavorando con impegno alla definizione di un progetto programmatico serio, concreto e coerente, costruito nell'interesse esclusivo della città di Agrigento e dei suoi cittadini. L'obiettivo è quello di giungere alle prossime elezioni con un centrodestra unito fondato su scelte condivise e responsabili. La scelta del candidato da proporre alla coalizione sarà quindi il risultato di una valutazione ponderata e condivisa tra il coordinatore cittadino, il presidente provinciale, il coordinatore regionale e la deputazione, nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e coerenza che da sempre contraddistinguono l'azione politica di Fratelli d'Italia. È importante precisare, afferma Lantinoro, che qualsiasi posizione o dichiarazione o presa di posizione non riconducibile agli organi direttivi del partito deve essere considerata come una mera opinione personale, non concordata né rappresentativa delle posizioni ufficiali di Fratelli d'Italia. A proposito, nel dibattito sono intervenuti il consigliere comunale Pasquale Spataro, da poco passato al partito della Menoli, che nel corso di un'intervista ad Agrigento Oggi ha dichiarato che esclude categoricamente ogni ipotesi di sostegno alla ricandidatura dell'attuale primo cittadino. Miccichè non sarà il nostro candidato. Arriva quindi anche la conferma ufficiale del gruppo consiliare agrigentino che, attraverso il suo capogruppo Simone Gramaglia, intervistato da Report Sicilia, ha dichiarato: concordo pienamente con quanto affermato dal collega di partito Pasquale Spataro, mai potremmo appoggiare una ricandidatura di Miccichè dopo il trattamento riservato a Fratelli d'Italia col caso Ciulla e di conseguenza a tutto ciò che rappresentava in giunta. Il partito ha reagito nell'unico modo possibile perché la misura era colma. Il riferimento è al caso dell'ex assessore Costantino Ciulla, esponente di Fratelli d'Italia, rimosso dalla giunta Miccichè con una notifica del messo comunale, un gesto definito da Spataro inaccettabile e irrispettoso che ha rappresentato per il partito una vera e propria umiliazione istituzionale e ha sancito la rottura politica con il sindaco Miccichè. Dopo tutto ciò che abbiamo fatto e dato per questa città, spesso accettando situazioni che non ci garbavano per nulla pur di garantire la stabilità, oggi sarebbe impensabile tornare indietro. Serve una nuova stagione con un progetto serio e una leadership coerente con i nostri valori. Gramaglia ha anche ribadito la posizione politica del partito, sottolineando anche il ruolo importante di Fratelli d'Italia sia nel governo nazionale che in quello regionale.